40°, si giocheranno 4 minuti di recupero. Minuto e punteggio da tutti gli altri campi, Napoli. Napoli siamo al 46esimo minuto e 2 minuti e mezzo al termine, Chievo 1, Lecce 0, studio. Davide ha appena fischiato la fine del match, come potete vedere la gioia imperversa, Udine è scoppiata a festa e praticamente tutte le vie del centro cittadino del capoluogo friulano sono invase festosamente dai tifosi. Alle 22:40 è scoppiata la festa, migliaia di friulani si sono riversati per le vie del centro di Udine per festeggiare come si deve la terza della classe. Una festa forse migliore della passata stagione, quando le zebrette conquistarono il quarto posto, sorpassando nel rush finale Roma e Lazio, accedendo al preliminare della massima competizione continentale per club. Speciale questa conquista perché vinta senza i Sanchez, Inler e Zapata, tra lo scetticismo generale con una squadra che ha sfornato nuovi talenti nel panorama pallonaro italico. Ancora una volta Giampaolo Pozzo assieme al suo collaudato staff ha fatto centro. Tornando alla festa va detto che il friulano viene definito freddo, se non gelido dagli addetti ai lavori, distaccato dal vippismo, lasciando lavorare in pace i suoi campioni. Ma quando c'è da festeggiare lo stesso si trasforma, riversando per le strade un'orgia degna di emuli di Attila in positivo, gli stessi premiati dall'apparizione del dio Dino. Che dire, Fuace Udin, là e rompi. Trieste dedica a uno dei suoi illustri concittadini una mostra che ne ripercorre la vita. Nereo Rocco per tutti il Paron, come ci conferma Franco Baresi, capitano del Milan degli Invincibili. Queste sue parole. Ma con lui ho esordito, lui era direttore tecnico del Milan, era l'ultimo anno che rimase a Milano, però per me fu bello conoscerlo, apprezzare la persona, ne avevo sentito parlare, e quindi ho capito la sua umanità, la sua forza nell'ottenere il meglio dei giocatori, perché era leale, era diretto e credo che sia fondamentale. E personaggi così mancano un po' al nostro calcio. La leggenda metropolitana dice che al termine di quel famoso Verona-Milan, quando lei debuttò in Serie A, il Paron arrivò vicino e le disse "Ciao Mona, te gazzo gancatino". Lei come si comportò? È vero, questa battuta che mi mise un po' in crisi, perché ero giovanissimo, però capii che era il suo modo di approcciarsi al giovane. E quindi per me è stato un onore giocare quella partita, esordire con lui e Lidon in panchina, che sono stati degli esempi e dei miti. Il calcio tornerà quello di una volta? Sarà difficile tornare a scoprire magari quei valori e quei rapporti magari più veri, più umani, però il calcio bisogna capire che adesso è molto più veloce, i media, televisioni hanno un po' scavalcato queste cose. Sarà un'edizione ricca di sorprese come la tradizione della kermesse socio-sportiva offre dal 2010. Il Gol a Grappoli terzo sta per svelare il suo programma. Come annunciato dal comitato organizzativo, l'edizione 2012 sarà incentrata sui 100 anni del Guerin Sportivo, lo storico settimanale che ha raccontato a milioni di sportivi la storia del bel paese a colori. Seppur le nuove frontiere della comunicazione stanno soppiantando il cartaceo, il Guerin Sportivo ha saputo innovarsi mantenendo radicata nel suo essere la natura di sport illustrato. Per questo la kermesse cormonese vuole rendergli il giusto e doveroso omaggio al traguardo del primo secolo di vita. Ma Gol a Grappoli 2012 porta in grembo altre interessanti news. Da questa stagione si affina il binomio calcio e musica, un legame che unisce Cormons al di fuori dei sacri confini. Città mitteleuropea per storia e vocazione, la capitale del Coglio sperimenta nuove frontiere, fino ad oggi scritte sulla carta ma mai messe in pratica. Oltre al vino c'è di più. Il calcio è nell'anima di queste genti. Alla patria ha regalato una delle voci sportive più amate e ancora oggi apprezzate, Bruno Pizzul, competenza, professionalità e dirigenza mixato a un linguaggio da fare invidia a noi giovani. Calciatori di primo pelo, vedi Germano Mian su tutti.
che hanno calcato i campi dell'Italia pallonara e arbitri nazionali e internazionali che hanno fatto scuola nel mondo delle giacchette nere. Il jazz, grazie all'importante avvenimento musicale, cuore pulsante di un movimento capace, come il magma di un vulcano, di espandersi in tutta la regione. Altre novità bollono in pentola, nell'attesa non resta che dire Cormons ed è subito gol.